Lo schianto è stato violentissimo e dagli esiti purtroppo infausti. Un motociclista di 34 anni, Vincenzo Elefante di Longarone, ha perso la vita nello scontro accaduto poco prima delle 14 di oggi all'altezza dell'uscita della A27 a Pian di Vedoia, in comune di Ponte nelle Alpi. La dinamica della terribile collisione fra la moto e 3 auto è valutata in queste ore dai carabinieri arrivati a Pian di Vedoia assieme ai mezzi di soccorso. Tra questi l'elicottero del SUEM decollato dalla base di Pieve di Cadore è rientrato subito dopo l'accertamento della morte del giovane centauro, il cui corpo è rimasto sull'asfalto il tempo della definizione del nulla osta disposto dall'autorità giudiziaria. Tra le cause al vaglio l'eccessiva velocità o forse anche un'errata manovra dei conducenti delle auto coinvolte o dello stesso motociclista che, secondo le primissime informazioni, aveva imboccato la 51 di Alemagna in direzione Longarone dopo essere uscito dallo svincolo della A27. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ha operato per la gestione dello scenario emergenziale già ipotizzato in una recente esercitazione per un medesimo evento sull'Alemagna. I disagi per gli automobilisti sono stati inevitabili, dapprima per le lunghe code, poi per la decisione di ANAS che dalle 14 ha disposto la chiusura della statale in entrambe le direzioni per consentire la gestione dell'intervento con le uniche deviazioni possibili verso Belluno in direzione nord e Soverzene nel senso contrario.